Baldini che manchiamo, mercoledì. E giovedì era registrato, venerdì era registrato, sabato non c'eravamo, domenica era registrato e finalmente siamo registrati. Eccoci, anche oggi. Siamo in diretta, diciamolo, sono le 2 meno quasi meno un quarto ed è lunedì. Oggi è lunedì 5 agosto. No. Hai sbagliato il regista, hanno sbagliato nastro. Mettete l'altro. Oggi è il 5 maggio, come la poesia. La sai la poesia il 5 maggio? Fermo. E i fussi. Quella lì? Sì. Allora, signori, presentiamo il nostro direttore dell'orchestra. Enrico Cremonesi. Era uno lo stacco finale. Era uno, ne hanno fatti 2. Cremonesi sta riprendendo, non so perché, Pacciani alla batteria. No, l'errore è tuo. Parlando. Tra l'altro non so se avete notato, i fiati in formissima oggi sono tutti tirati a lucido, perché oggi avremo non un ospite, così. Oggi avremo una musa ispiratrice. Sì, una musa, un muso, perché ispiratore, muso, cioè quello che ha ispirato uno dei nostri personaggi. Sì, che ha ispirato, sì. Quindi ci sarà qui oggi veramente il jazz che cammina. Sì, il jazz che cammina. Non lo diciamo in presenza di Paolo Fava, perché no, perché arriverà qui, signori, Enrico Rava. Ora amici giornalisti della carta stampata che vi occupate di musica, per citarmi alcuni, non so, Molendini, Castaldo, Assante, tutta sta gente qua, Fegiz, ascoltate la radio, perché oggi avremo Mangiarotti. La cultura vera, oggi non le minchiate nostre solite. Cremonesi, stai attento a quello che diciamo, mettiti al microfono un attimo. Sì, devo dire una cosa. Dilla dopo, non ti preoccupare. Se tu sei contento oggi, potrai suonare con Enrico Rava. Certo. Potrai scriverlo sul curriculum. Molto contento. Sei molto contento. Cosa sai di Enrico Rava? Di Enrico Rava? Cioè, in che senso? Cosa so suonare di Enrico Rava? No, cosa sai? Mica ha fatto Tu scendi dalle stelle. E neanche finché la barca va. Cosa sai in generale, così, del personaggio, no? Che suona anche il flicorno, per esempio. Sai cos'è il flicorno tu? Sì, quello che c'hai tu qua. Non è un animale mitologico, mitologico. Flicorno. Io con Cremonesi ci sarebbe da fare. Sai, abbiamo fatto questo weekend uno spettacolo in Sardegna. Ancora! Cremonesi, non ti distrarre. Testa armata, vai via di là. Abbiamo fatto uno spettacolo per un'azienda, non possiamo dire, era un'azienda, e abbiamo fatto lo spettacolo in un villaggio della Sardegna. A un certo punto, mentre io faccio un monologo, mi giro e dico: ora vai Cremonesi, lo trovo con le mani in tasca. Cioè, ma voi avete visto mai un pianista che sta con le mani in tasca? A un certo punto ma come mai stiamo suonando? Il pubblico come mai? Fa freddo. Perché eravamo all'aperto. C'è da chiedersi con cosa suonava a quel punto. Ma quando suonavo tiravo fuori le mani. Vabbè. Scusate un attimo. Sì? Tra l'altro, a te che ti è successo in questo lungo ponte? Niente, mare un giorno. Sei stata al mare? Sì, dove? Sì, a Tirrenia. A Tirrenia? Dov'è Tirrenia? È vicino Pisa, tra Livorno e Pisa. Un bel posto. Sì. Che cosa c'è a Tirrenia? Niente, un lido, un lido, spiaggia libera. Non vuole mai raccontare quello che fa. E poi che hai fatto? Avete giocato a poker? A cosa? No, niente, ero con i parenti, non potevo. Parenti tuoi? Hai anche dei parenti? Sì, non te li sei mai giocati? Di Stefania, di mia moglie, dunque niente. Io invece poi pensa, durante il ritorno di viaggio, cioè il viaggio di ritorno dalla Sardegna, sull'aereo, penso, ho incontrato l'arbitro Farina, che tornava da Cagliari, perché l'arbitro Farina, con tutta la terna arbitrale, mi ha regalato, guarda, faccio vedere al pubblico, il cartellino giallo, cartellino rosso, tutte le cose, e più mi ha regalato il fischietto da arbitro. Io non pensavo che i fischietti da arbitro suonassero così forte. Se lo fai il microfono, sai cosa succede? No, se lo faccio al microfono, ragazzi, sfondi tutte l'autoradio d'Italia. Vi faccio, tra l'altro, con questo cartellino è stato espulso domenica Mutu della Fiorentina. Con questo l'avesse mandato in Romania era meglio, però lasciamo allora, è questo qua.
E tra l'altro, guarda, aspetta, non mi dico, vediamo, su sto cartellino giallo c'è il numero di Moggi qua. Il telefono di Ti Moggi. immagini? Pronto soccorso arbitri. Tra l'altro, il fischio, allora io adesso ogni volta che tu farai un doppio senso sessuale sfondo, perché tu gli ultimi tempi ultimi ci sono nato, tu fai sempre doppi sensi di proprio di stampo sessuale, io ti mostro il cartellino rosso e fischierò così. Senti. Avete sentito che roba? Arbitro Farina, amici che siete in macchina, fermo, facciamo il momento Dai, fischietto. Amici che siete in macchina, alzate il volume della radio, aprite i finestrini, siete pronti? Passate vicino a un vigile urbano, attenzione. E tirate giù il finestrino. E tirate giù il finestrino, attenzione. Eccolo. Sentite, Dai. Bello, bellissimo questo. Secco. Bello. Che nota è questa, Cremonesi? Senti? Do? Tiro a caso. Cosa? Un tendente a un sì. Tendente a un Molto sì. tendente. Mai 10 una battuta, No, una cosa niente, simpatica. Niente. Tendente al sì. Tendente al sì. Vabbè, intanto noi aspettiamo Enrico Rava, per cui oggi ci sarà il duetto che tutti stanno aspettando, cioè la Rava e la Fava. Quindi sarà oggi. Sì. La Rava e la Fava sarà oggi. Un duetto che passerà alla storia della musica. Sì, però voglio dire, a parte il duetto sentiremo anche Enrico Rava suonare, chissà dov'è adesso, sarà in macchina. Lui sai che in macchina me l'hanno detto, non usa il clacson. No, c'ha due flicorni. Lui guida con una mano e ogni volta che c'ha qualcuno che esce fuori. Dice, allora. E allora, tra l'altro, vabbè, tutto va bene. Ci sono queste pubblicazioni di quanto si guadagna ormai su tutti i giornali. È bello, l'unico caso, cioè, vedete tutti i compensi di tutti, alla voce Baldini il compenso è rosso, cioè è l'unico che fa la dichiarazione dei redditi rossa, proprio che non c'è. Cremonesi, ma tu sei uscito lì? Su non quell'elenco non e controlla che c'è. Allora qualcuno mi può controllare il reddito di Cremonesi? Dai, per curiosità, perché io voglio sapere guadagna un maestro di musica. Esatto, vabbè, io non te lo dico quello che hanno scritto di me perché guadagno molto di più di quello che c'è scritto lì. Cioè mi fanno fare la figura. Quasi ti sei offeso. Ma sì, ma stai scherzando? C'è gente che guadagna più di me che non ti dico chi, ma veramente infatti. Ci sono rimasto pure male, Sì, vabbè, ma se te lo posso dire. C'è anche qualcuno che guadagna più di me, Beh, più. Tutti. No, a me mi ha fatto ridere, però mi ha fatto ridere la poetessa, la Alda Merini. Ah, sì. Sì, ha dichiarato in un anno guadagna 800 euro. È scritto così. Le poesie non rendono molto. Beh, va bene. 5 maggio, sì. Oggi 5 maggio. Poesia. La sai la poesia tu del 5 maggio? Fu com'è? Fu siccome immobile dato il mortar sospiro stette la spoglia in memore orba di tanto spiro. Fino a me mi ricordo. Orbo, sei tu che non vedi bene. Orba di tanto spiro. No, non sto guardando, la sapevo a memoria all'elementare. Bene, se tu ora sei un musicista bravo, la fai cantando in musica. Signori, Ei Fu cantata da Enrico Cremonesi. Dai. Ei fu siccome immobile stette la spoglia in memore orba di tanto spirito. Spiro. Vabbè. Lo spirito è quello che c'hai nella mi è arrivato il suggerimento. Allora, da capo? Vai. Sì, morivamo dalla voglia di risentire. Come immobile dato il mortal sospiro stette la spoglia in memore orba di tanto spiro così percossa e attonita. La fai tutta? Sì. La terra la puoi finire prima. Ci fai le mail. Puoi fare una chiusa per favore? Ok. Grazie. Chiusa. Ecco, bravo. Paul McCartney ascolta la radio. Paul McCartney ascolta la radio, ci è arrivata adesso la notizia e ti riprende. Maestro Cremonesi, te lo ripeto per l'ultima volta, non è Ei Fu, è Ei Jude. E tu, Ei Fu, siccome immobile, dato il mortal respiro, poi stette la spaglia
Fantastico, bravissimo. Bravo, ne hai bravissimo. altre? Allora, no, senti, tra l'altro, visto che si pubblicano la dichiarazione dei redditi, noi allora mandiamo in onda quello che i cittadini romani Sì. chiedono al nuovo sindaco Gianni Abbiamo una deviazione. Alemagno, sì, una deviazione dal comune. Dal comune ce l'abbiamo noi e facciamo sentire che cosa i romani chiedono al nostro sindaco. Sentiamo. Pronto Gianni? Sono Mario dell'Infernetto. So 3 volte che rompo la coppa dell'olio coi tombini, ma li volemo fare alla stessa altezza della strada? Pronto Alemanno, sono Nando de Ostiense. C'ho un'idea, col traliccio del gazzometro, famoci una voliera per i gabbiani, così la piantano de cagamme sulla terrazza, grazie. A Gianni, t'ho votato e mi devi da aiutare. Mi dici quando compri la pagliata che al banco del mercato so 3 volte che me la danno fracica? Incredibile. Vedi? Chiedono cose veramente di tutti i colori. Di tutti i colori. Vogliamo i programmi? Sì, nell'attesa che Enrico Rava i programmi di stasera, certo, dai. Signorina, buongiorno. Buonasera. Certo. Vai. Ecco, non attacchi la gomma, che è brutta. Questa sera su Rai 3 alle 21.05 Federica Sciaralli presenta Chi l'ha visto? Sì. La puntata di stasera è dedicata a Fausto Bertinotti. Ma signorina, si mette a fare le battute pure adesso, dai. Oggi alle 13.50 il TG2 Salute non è andato in onda per improvvisa colica renale del conduttore. TG Salute, ma dai, la vuole smettere, lei che programma. Allora su Rete 4 alle 21.10 andrà in onda il film Banana Joe. Vuole che commenti? No, grazie, vado avanti e basta. Alle 20.30 su Animal. Non si può interrompere. Quando cambierete il pianista? Lo so. È l'unico pianista che poggia i suoi oggetti sulle tasti. È l'unico. Allora, diceva? Allora, alle 20.30? Alle 20.30 su Animal Planet, Vita da scimmia. Può una scimmia suonare il pianoforte? Non ce la casuale. Signorina, legga Rai 1. Alle 20.30 sì. Su Rai 1 Affari tuoi, un programma sulla pubblicazione della lista dei redditi degli italiani. Finiamola qui che è meglio, dai. Su canale 389 Hot Channel Hard. Basta, stasera tardi. Ma non lo diciamo. Ma molto tardi. Ma lasciamo perdere, dai. Tardissimo. Sì, meglio. Ecco, allora non lo diciamo, tanto è tardi. Dai, finiamola qua. Andrà in onda il film hard. Sì? La pompiera. No! Musica nuova che mandiamo cucina, noi. che Mandiamo la pizzica. Un gruppo di quelli baldi giovani che hanno partecipato a Sanremo. Una canzone molto, secondo me, molto carina. Molto carina. Sentiamo, dai, la pizzica. Si intitola La pizzica? No, non si intitola. Grande danza che è un po'. La pizzica, sì, no, e il gruppo si chiama La Scelta. Noi si chiamano La Scelta, li abbiamo scelti proprio per stare qua a Viva Radio 2. La grande danza. Pensieri, prendi le mani, slega le mani, giù dalle case, via da palazzi, fuori da questa città. Prendi la gioia, porta la voglia dentro la folla e poi balleremo tutti questa grande danza. Smuovi le gambe, smuovi la terra, semina quello che sei. Non è un ritorno, né una partenza, ma sarà il viaggio che vuoi. Balleremo tutti in una grande danza, per sognare in questa notte da inventare. Tutti per le strade, tutti quanti a piedi nudi, tutti uniti in una sola grande danza. Pizzicando con le dita, tutti quanti questa vita, e la luna si godrà la festa. Sarà una grande danza per ricordare di dimenticare, liberare la mia testa. Mi piace Baldini? Sì, bella.
che pensieri, prendi le mani, slega le mani, giù dalle case, via da palazzi, fuori da questa città. Balleremo tutti in una grande danza, per sognare, in questa notte da inventare. Tutti per le strade, tutti quanti a piedi nudi, tutti uniti in una sola grande danza, pizzicando con le dita tutti quanti questa vita, e la luna si godrà la festa. Sarà una grande danza per ricordare di dimenticare, provvederà a mixare il disco con il live. Attenzione, tutti per le strade, tutti quanti a piedi nudi, tutti uniti in una sola grande danza. Cremonesi sta facendo gli arrangiamenti a voce, tutti quanti questa vita, dovreste vederlo. La si godrà la festa. Sarà una grande danza per ricordare di dimenticare, liberare la mia testa. Dormire, salutare, autostop, saluti. Eccola, ma bravo, il gioca giù è. Consentimi di fare un saluto a una mia amica d'infanzia di Augusta che è qui, Daniela Turchio, in persona. Tutta la Sicilia orientale la conosce, Daniela Turchio. Detto così suona male. Cioè. È una famosa, conosciuta, amica di mia sorella Catena, ecco, che è qua. sì. Ciao Daniela, come va? Tutto bene? Ti vergogni come la lata, lo so. Però lei, guarda, lei è meravigliosa, perché ha conservato il suo accento originale siciliano. Non come te che sembri altoatesino. No, io sì, perché io sono molto atesino. A Daniela vuoi fare un saluto a tutti? Alla Banca Popolare di Ragusa. Meno male che il microfono è ovviamente Banca spento. Fai un saluto alla Banca Popolare perché tu lavori lì? Allora, prego. Ecco, un saluto. Cos'è la Scusa, non si è sentita. Volevi salutare tutti i colleghi della Banca Agricola Popolare di Ragusa e della Rusta. Senti, conosci il direttore bene tu? Di Baldini, perché non c'è nessuna banca che vuole Baldini. Esatto. Se è possibile. Grazie. La banca com'è? Hai il conto alla Banca Agricola Popolare di Ragusa. Che salutiamo anche noi. Beh, Daniela, hai visto? Le mie amiche intanto vengono a trovare. Lei vi potrebbe raccontare cose di me che nessuno veramente tipo? sa. No. Non lo direbbe mai. Lei piuttosto si farebbe. È vero? Piuttosto la morte. Ma cosa gli racconterei? Tu c'hai un aneddoto mio in particolare? Non ti ricordi niente di quelle delle cose che fai scritte sui muri? Niente, non ti ricordi? Niente. Allora, proseguiamo. Nel frattempo ricordiamo che sta per arrivare, signori, il jazz. Ricorava. Jazz fatto uomo. Però avere finalmente un ospite diverso da quelli che frequentano solitamente. Sì, noi di jazz abbiamo solo ospitato Bollani, che tra l'altro con Rava sono suonano amici, spesso, fanno concerti, hanno fatto concerti, tra l'altro dove in un concerto Bollani e Rava hanno pure menzionato Paolo Fava. Pensa. Sì. Bene, saranno qua. Ma non sei un po' emozionato? Moltissimo. La Rava e la Fava insieme. È quello, capito? Io non voglio sentire cosa esce fuori. Sono curioso, fuori. Molto curioso. Giardina, il nostro trombettista. Dai. Giardina, parla al microfono. Buongiorno. Ecco, possiamo alzare il microfono. Tu che suoni la tromba, no? Per te cos'è Enrico Rava? Se posso raccontando solo una cosa, io ho fatto dei corsi, dei seminari senesi si chiamano. E come insegnanti chiaramente c'era Enrico Rava, quindi per me è stato sicuramente come incontrare chi? Quando arriverà, perché ora non c'è. Ci sono figure tipo Miles Davis per gli americani e per gli italiani, trombettisti italiani. Enrico Rava sicuramente racconta quello che Miles ha raccontato nella storia della musica. Ma che bravo Giardina! C'è da dire che in questo momento Enrico Rava, che è in macchina, ha mollato il volante e si tocca perché Miles Davis è morto, capito? Però vabbè. Esatto. Allora c'è nuovo scandalo, quello dei redditi online. Il Ministero della Sanità ha pubblicato oggi su internet le misure dei piselli di tutti i contribuenti del 2005, anche delle donne. Anche delle donne. Che misura è, però c'è scritto così. E qui scusate? Sì. Ecco. Mi sono espulso io da solo.
Ah, perché ti dà fastidio davanti al Perché microfono? ci spacchi i timpani. Ma dai, ma non ce li hai i timpani? Esatto. Neanche ce li hai, dico, i timpani. Allora, è il momento di. Vogliamo sentire, scusa, qualche telefonata del sindaco? Sì, del sindaco ancora, mi piacciono molto, dai, sentiamo. Guarda, ti giuro. Ah Gianni, senti, c'è un allevamento di pitbull e tu vuoi liberare il campo rom di Tor de Quinto che sta qua dietro. Sti cani non mangiano da una settimana, se può servire, chiamaci. Sindaco Alemanno, buongiorno, sto qui con l'operaio all'Ara Pacis, che famo? Buttiamo giù tutto o solo il Tempio Romano? Ciao Gianni, sono Ida de Ponte Mammolo, ma per venite a trovare il Campidoglio con la metro, mi conviene scene a Termini oppure a Repubblica? Ma dai, ma non ci posso credere. Ma esiste Ponte Mammolo? Sì, a Roma? Sì, per forza. Ponte vicino Mammolo? a Ponte Pisolo, giustamente, Ponte Eolo, ecco. Rosso. È rosso, questo è il rosso pieno. Certo. È il rosso pieno, sì. È il rosso pieno. Allora abbiamo un collegamento con colui che potrebbe essere il ministro della difesa. Il nome inamovibile è lui, il ministro della difesa. Sì, il ministro della difesa è Ignazio La Russa. Tra l'altro è molto modesto perché ha detto che non si farà chiamare ministro, ha detto che proprio lui non ne vuol sapere. È vero! Ah, vede? È vero! Sì. È vero, è vero! E come si farà chiamare? È vero, diciamocelo, anzi, dicetevelo! Ce lo diciamo. Mi farò chiamare Sterminator Democratico della Difesa! Nomignolo! Minchia, ieri appena l'ho detto 7-8 gommoni che stavano attraccando a Lampedusa hanno fatto marcia indietro! Insomma, mi sembra una bella carica, sterminatore democratico proprio, Ma devo dire che questa è stata un'idea della mia segretaria, Scivetarra! Che io ho fatto subito mia. Ha fatto sua questa idea della segretaria? No, Baldini, ho fatto mia proprio la segretaria. Ah, ecco, appunto, mi sembrava. Qui c'è una gestione molto virile del personale, insomma, con tutte le difficoltà che ci sono a trovare una buona segretaria. Appena ne trovo una, mi accoppio per perpetuare la stirpe. Senti, scusi se gli faccio. Ma le segretarie sono d'accordo? Non faccia il progressista! Certo. Baldini, basta con questa diceria che anche il parere delle donne conta. Certo, io Accoppiarsi con me fa parte della mia idea di meritocrazia. Ottimo, ottimo. Senti, abbiamo sentito che ha molti progetti per i primi giorni del suo mandato, insomma. Certamente, insieme al mio segretario, Barracuda. Tutti nomignoli. Ho indetto un incontro fra gli 8 paesi più potenti del pianeta per discutere delle armi a lunga gettata. È vero, è di attualità, i missili di Putin là. Ci sarà un tavolo delle trattative? Ma basta con queste inutili conferenze, basta con le tavole rotonde, ci vuole il confronto fisico, qui si parla di lunga gettata e allora i G8 faranno una gara che piscia più lontano. Certo, è giusto. E democraticamente chi vince decide. Me le immagino la foto ufficiale dei ministri con i pantaloni abbassati del G8. Sì, bravo, vabbè, bravo. Baldini, ora devo andare, il mio nipotino Condor. Condor? Mi chiama, lo accompagno al suo parco dei divertimenti preferito. Ah, e quale parco? Come si chiama? Prangaland. Bene, guarda che ho trovato, oggi ho trovato. Cos'è? Scusate, è partito una cappetta, scusate. Sì. Allora, dicevo, ho trovato una canzone di Claudio Villa oggi girando con. Guarda, Cremonese è impazzito perché non lo sa. Girando per. Non lo sa ancora. Per i testi, no? Sì. Ho trovato Granada, ragazzi. Ma sì. Granada? La cantasti anche in TV tanto tempo. Lo ricordate, però non so. Fai l'accordo, vediamo. È bella però, è un bel pezzo. Grande pezzo. E che non la so bene, guarda, dopo aver fatto la russa viene benissimo. Sì. Granada, senti il. Città del sole e dei fiori, il mio canto è l'ultimo addio di un nostalgico cuore. Ma che cos'era? Sì. Canterò la mia canzone gitana, canterò si fa quel che si può. Addio Granada, paese di 1000 toreri,
lampo di spada ti illumina il suon dei. No, se io ho fatto la sospesa, tu mi rimani in sospesa. Dei voleri. Basta così. Addio. No, perché non ci tiene. Arrivederci. Non era così. Addio. Ah, sì. Me l'hai tagliata però. L'ho tagliata. L'hai sfregiata più che altro. Povera granata. Fa battute, Io non oggi il ragazzo è verboso, fa battute. Mi fai una cortesia? Sì. Chiudiamo qui, questa è Granata. Non la farà mai più in tutta la vita. Sappi. Basta, ci dispiace. Sulla cartina non c'è più Granata. Non volevamo offendere la memoria del grande Claudio Villa, chiediamo scusa perché purtroppo non l'abbiamo preparato. Io mi ero messo là. E ora signori, e ora c'è una radio, prima che arrivi il maestro. Addio. Brava, c'è una radio promozione magistralmente interpretata. Ah sì, certo. Carpisa. Carpisa. Andiamo. Era Cremonesi lo speaker. Ma bravo Cremonesi, Allora ricordiamo che fra 5 minuti circa arriverà il maestro Enrico Rava, tutti pronti, con l'orecchio all'apparecchio. Allora siamo pronti perché stiamo per entrare in un'aula di tribunale dove si discutono casi gravi, di omicidio, non c'è da ridere molto. Compagnia cantante. Si entra dentro la cronaca più brutta, più nera. Siamo collegati con la sala, vediamo che l'imputato, una faccia da galera già, proprio da galeotto lontano un si chilometro. Sta accomodando sul tavolo degli imputati. Ecco, silenzio, c'è il giudice. Sentiamo. Prego, avvocato Messina, ci dica. Signori della Corte, parto piano perché veramente oggi in quest'aula la giustizia cade sotto i colpi dell'iniquità, dell'infamia, dell'imparzialità e si proclama definitivamente sconfitta. Avvocato, l'imputato è accusato della morte di un suo paziente durante una semplice operazione ai legamenti del ginocchio. Morte dovuta a intossicazione. Signor giudice, questa accusa, oltre a non avere nessun fondamento, è offensiva per il mio cliente. Egli infatti era legato alla vittima da un sentimento di profonda amicizia, essendo loro compagni di calcetto. Certo, allora. È vero che nel sangue della vittima sono state trovate tracce di liquido per freni. Ha detto niente, scusa. E il mio cliente, sinceramente, lo sanno tutti che fa l'anestesista. E allora? Certo. Ma lo sa lei quanta gente entra e esce ogni giorno dall'ospedale per le visite ai parenti e potrebbe aver giocato o manipolato gli aghi per l'anestesia? Lei lo sa? Ora l'accusa millanta una fantasiosa ipotesi per cui il mio cliente sarebbe l'amante della moglie della vittima. Vabbè, ma anche se fosse, è sufficiente questo per uccidere il portiere della tua squadra di calcetto? È sufficiente, i portieri sono preziosi. Certo. Signori della Corte, perché nessuno vuole mai giocare in porta. È vero, dunque, quando ne trovi uno. E se ora condanniamo quest'uomo, che cosa dobbiamo dire di questi che abbandonano i cani in autostrada? Da questi che dicono di sapere l'inglese e poi chiamano l'aeroan, la chiamano aerone. Certo, puoi mettere. Da questi che ti dicono vado una settimana in vacanza in Svizzera e poi ritornano che non hanno più una ruga. L'aria della Svizzera. Avvocato, il suo assistito è stato sentito minacciare di morte la vittima. Ma meraviglio di lei, mi meraviglio, signor giudice. Si vede che lei non ha mai giocato a calcetto, ma sa quante volte si dice ma va riammazzato al portiere quando va a far fallo, ma si intende ammazzato da un altro. Silenzio per favore. Ma pare che i legamenti per cui è stato operato glieli abbia rotti proprio il suo cliente. Ma signor giudice, l'arbitro non ha nemmeno fischiato il fallo, anche perché erano nella stessa squadra. Ma che siamo noi per dire chi è Caino e chi è Abele? Che siamo noi per dire se Baudu denuncia più reddito di Mike Buongiorno? Che siamo noi per dire che fine ha fatto il buco nell'ozono, che quest'anno la primavera è un ricordo dall'anno scorso? Ma voi ve lo ricordate, signori della Corte, signori qua presenti? Voi ve lo ricordate il film 47 morto che parla? Ve lo ricordate? Sì, bello. Ve lo ricordate? Certo. Scordato. Perché?
perché questo da quando è morto non ha più detto una parola. Per cui, signor giudice, sicuro di un suo verdetto favorevole, attendiamo sempre. Visti gli articoli 512, 722 e 456 del codice procedura penale, questo tribunale condanna l'imputato alla pena dell'ergastolo. Ma come l'ergastolo? Che voce ha oggi? Ma perché l'ergastolo? Scusi, una rana. ma che ho fatto di male? Che ho fatto? Stai zitto che ti poteva andare peggio, non si sono accorte che la tua amante in realtà era la moglie dell'arbitro cornuto. Vabbè. Signori, alle 14:15 in punto arriva qui a Viva Radio 2 Enrico Rava. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Bene. Come ci diamo del tu? Ci diamo del certo, ormai fra suonatori del voi. Del voi. Del voi. È la prima volta che certo. Ma no, diamoci del tu. Dai, è la prima volta che insomma partecipi a un programma diciamo frivolo come il nostro. Penso. Ma non lo so, sì, no. Sì, sì, non mi ricordo. Però come la vedi ricordo. Questo? Ah beh, lo vedo bellissimo, divertente. Ci hai già ascoltato qualche volta, sì. Certo. Certo. Poi soprattutto perché c'è questo mio clone che sì. Che ogni tanto sbuca. Sì. Ah no, però scusa, lui era già venuto qua, ragazzi. Non con Gino Paoli. Esattamente. Che avevate fatto quel CD con Gino Paoli, era Milestone. Da lì ci venne l'idea, infatti. Da lì. Tra l'altro lui non è ancora arrivato, intendo il sommo. Il maestro Fava. E qui c'è una. Guarda, bisogna sbagliare perché tra Fava e Rava qui oggi. Non è facile. Qui abbiamo dei musicisti che sono veramente contenti. Il fior dei musicisti. Intanto diciamo che uscirà un disco, non adesso. Noi però lo cominciamo a dire perché i nostri radioascoltatori devono imparare un po' ad ascoltare anche buon jazz. Finalmente c'è qualcuno che sì, perché poi alla fine uno sembra una cosa difficile, proprio quando sei a casa e ti metti su un divano, ti sdrai. Dormo io in genere poi. No, ma ti senti un bel disco di jazz, è altro che certo. che veramente che ne so. Tutto il rispetto, non puoi ascoltare. No, è bello, ti riempie. È una cosa. No, perché Ricchi no, è un modo di dire, sì, con tutto il rispetto. Pure i Backstreet Boys hanno esatto, i Backstreet Boys. Su. Senta, maestro Rava, però fatti chiamare maestro Rava che mi piace. Sì. Allora, prima di parlare così, andiamo subito al sodo, perché qua i musicisti sono in Ecco la tromba di Enrico Rava, noi la possiamo vedere. È diversa. Bella, no? È bella. La tromba di Rava è meravigliosa. Sono curioso di vedere quella di ora quando arriva. Senti, che possiamo fare subito? Il jazz, questa commistione fra dei pop come i nostri qui musici, ma una cosa che ne so, ovviamente potremmo anche improvvisare qua, perché sì, però possiamo anche fare delle canzoni, non so, per esempio quella di Paoli che faceste quella volta qui, qual era? No, una lunga storia d'amore. La posso cantare? Come no? Beh signori, allora io canterò e non so quando entra il maestro, non appena entra io mi zittisco. Ok, c'è un punto preciso. Vai su. Allora il maestro Rava si sposta sul palcoscenico con la tromba e vai, non ho il testo. Non ho il testo. Qualcuno glielo può scrivere intanto. Telefonate a Gino Paoli magari. Non ho il testo. Non c'è, quando t'ho vista arrivare. Allora, quando non me la ricordo, pazienza. Quando t'ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno più dentro
conosco da sempre e ti amo da mai. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà il tempo ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi ma è presto se tu te ne vai. Scusate, applauso e vai. C'è una sorpresa, Enrico, sta in cuffia, Chi è? Non lo so, c'è una telefonata che è arrivata ora in diretta. Sì. Pronto? Pronto, sono Mario Cava. Chi? No, sono un pianista che si chiama Mario Cava, un pianista di jazz. Ah, salve Mario Cava, come sta? Beh, guarda, sono un po' stanco perché vengo da un tour con Gino Paoli in cui facciamo un sacco di concerti, suoniamo del jazz e mi sono un po' rotto. Certo, hai capito chi è? Sì. SB. SB. Sì. Senti. SB. Avvicina il microfono, Enrico. SB. mitico SB. E Stefano Bollani. Buongiorno. Bollani. Buongiorno, che ne pensi qui? Enrico Rava è con noi e tu non ci sei. Hai ragione, che tristezza, però voglio dire, siamo stati insieme fino all'altro giorno, eravamo in tour insieme in Inghilterra, ora basta. In Inghilterra eravate, Beh, sai, modestamente. Sai incredibile. Non è che suona da riccia, nel senso che, no. Con tutto il rispetto. Senti, ma cosa suonate insieme? Guarda, io il pianoforte e lui la tromba. Hai un'altra domanda? E noi in generale quello che facciamo intendevo di pezzi, noi facciamo l'imitazione di quello che avete fatto, di quello che ha fatto Paolo Fava con Bollani. Guarda, senza scherzi, Fiore, il problema vero è che ogni tanto ci guardiamo perché facciamo una cosa un po' di free jazz e ci guardiamo e ci viene da ridere perché ci viene in mente Paolo Fava, purtroppo. Cioè, ci hai distrutto una possibilità di andare avanti. Senti, ma il piano lì vicino tu?
Dove il piano sei? ce l'ho sotto di me, qui davanti. Fammi sentire. Come sotto di te, scusa? È questo, si sente? Non so. Sì, si sente. Sì, sembra. Cosa sembra? Non lo so cosa sembra, è meglio non dirlo. Si perché- sente malissimo. Ma senti, ma un pezzo a distanza? Proviamo, una cosa malinconica quindi, dovuta all'assenza. Sì, dai, ti prego. Fate una cosa. Io non so cosa sente il maestro. Cosa facciamo, Jack? Non lo so, una cosa che sappiamo senza bisogno di sentire cosa fa l'altro. Allora, questa è una cosa. Altro, Bollani al piano. Sì. Enrico Rava qui a Radio 2 in diretta. E non hanno idea. Di cosa faranno. Questo è. Cosa facciamo, io dico, non so. Allora, fai un tema che io ti seguo in qualche modo. Lasciateli da soli. Vai. attenzione. Dovrebbe suonare un po' più piano lui. È impossibile, Stefano. È durissima. È un suono talmente orripilante. Ci credo. E sembra di essere. C'è Roberto Gatto al citofono, vorrebbe fare anche lui qualcosa. Beh, ma tu sei da solo a casa, sei? Sì, E come sono qua facevi- davanti al pianoforte. Come da facevi solo. a suonare tenendo il telefono? Sì, me lo tengo qua incastrato fra la spalla e l'orecchio, sì. Ma dai! Cioè, suonava così. Che devo fare? Non c'ho mica Andalù che mi tiene il telefono. Stefano, fare. ma riesci a disincastrarlo? Adesso devi tenertelo lì No, incastrato. purtroppo devo andare dal dottore. Ah, ecco. Io ho un indirizzo di uno molto bravo, un chirurgo. Allora Ti fa resto in tagliare- linea e mi passi in privato? Sì, sì, ti faccio un come si un coso. Un SMS si chiama. Un coso. La sai, Fiorello, Sì. non Fiore? La sai quella degli SMS di Rava? È bellissima. No. Allora, ora ha imparato, è velocissimo. I primi tempi che aveva il telefonino era abbastanza lento, ci metteva molto a scrivere anche una parola. Una volta lo aspettavamo a Chicago nella hall dell'albergo e io gli scrivo: guarda che siamo qui sotto. Un albergo enorme, ci vuole mezz'ora per scendere, quindi io aspetto, giuro, 15 minuti e dopo 15 minuti mi arriva un SMS suo che dice arrivo. Mi faceva prima scendere, però. Esatto. Incredibile. Poi a Chicago erano. Sì, capito. Ieri erano a Londra. Ma Sì, l'ho buttata là. Noi a Tirrenia, tu dove? Niente, tu a Tirrenia, io ero a Cagliari. Perché che male questi c'è? Chicago. Senti Stefano, quando torni, dove stai suonando in questo momento? Domani sono a Ravenna, poi faccio 2 giorni dopo Torino e Milano, sempre in piano solo, e poi insieme a Rava, ma te lo dice lui fra poco, andiamo a Tel Aviv. Non so se mi spiego. No? Incredibile, ragazzi, che bella vita che fanno. Che vita, Senti facciamo. Bollan, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per questo duetto così. Stiamo promuovendo un po' di jazz noi, Sì. Ok? Ok, Allora, grazie. dopo quel duetto più nessuno Dopo questo ascolterà. duetto, sì, non l'ascolto. Ma no, è stato bellissimo secondo No, me. ma è bello perché in questo modo promuovete il jazz di tutti gli altri. E quindi a me fa anche piacere. Grazie a Stefano Ciao. Bollani. Allora, ditemi. Sì. Sì, Sì, è arrivato il momento caro dell'incontro. Enrico, sta per arrivare il maestro Fava. Ah, Sì. finalmente. Oh, allora sto attenzione, aspettando. si sta aprendo la porta. Si sta aprendo la porta perché adesso mi Sì. raccomando, applausi Così, contenuti. Con le dita. Solo con la punta delle Le dita, non con le mani, non se no si vorrei, adombra e va non via. vorrei. Sì, esatto. Non vorrei. Veramente Amici, che ci rimanesse male. Sì, abbassiamo un attimo l'atmosfera. Prego. Oggi è Eccolo. il giorno ideale per avere qui con noi il maestro Paolo Fava. Buongiorno. 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 Veramente ideale. Sì. Ideale per ascoltare me. Sì, certo. Oggi è il giorno ideale. Sì. Oggi è il giorno. C'è No. il famoso proverbio, il buongiorno si vede dalla fava. Ah, certo, giustamente. Mi scusi maestro, ho detto così perché oggi c'è un altro grande trombettista. Lei ha detto due cose di troppo. Cioè? Grande e trombettista. Vabbè. Lei conosce Enrico Rava? Allora, le voglio svelare Sì. un segreto. Col signore che voi vedete in questo Sì. momento è il mio fratello minore. Ah, minore, ho capito. Infatti anch'io
originariamente di cognome facevo Ava. Rava. Solo che purtroppo non riuscivo a dire la R. Allora ho cambiato così il mio cognome in Fava. Ho capito, in Fava. Ha cambiato anche il mio nome di battesimo. Sì, come si chiamava da piccolo? Rorirò. Come, scusi? Rorirò. Che nome è? Se me lo fa ripetere ancora una volta mi viene l'ictus. Rorirò. Mio papà era un tipo bizzarro, nostro padre era bizzarro. Era bizzarro, vabbè, ok. E Enrico l'ho allevato io. Pane tromba. Pane tromba. Perfetto. Sì, però guarda che io ho suonato con Lee Konitz, John Abercrombie, Giolovano, Richard Galliano, Michel Petrucciani. Allora, io ho suonato con Jerry Bergonzi, Riccardo Lobue, Paolo Vinaccia, Sorata Russo e Jonathan Schiappaoni. Sì, ma tu hai suonato con Palmatini, per esempio. E tu hai mai suonato con Guerino Rondolone? Beh, non litigate, facciamo una cosa. Volete suonare qualcosa insieme? Non so se lo meriti. Vabbè, suoneremo un pezzo che si intitola appunto La Rava. Vabbè, pazienza. Allora possiamo cominciare, maestro, se ci vuole dare anche degli accordi, non è necessario. No, perché voi non c'è bisogno. Non abbiamo il jazz. Chi cominci? Beh, ovviamente il più grande. Inizio io. Sentiamo. Vai a scoprire adesso chi è la Rava. Certo. Se volete possiamo farvi un altro pezzo. Sì, grazie, ve ne saremo grati immensamente, grazie. Vabbè. Facciamo un altro tipo di ritmo, però. Prego, quale Enrico, dimmi. Un tempo ternario. Vabbè, io adoro i tempi ternari. Adoro. C'è l'ambario, il ternario, il quaternario. Vabbè. Il calendario. Il dromedario. Parti te, Enrico, parti te. È venuto benissimo, dai. Allora, adesso ultimo pezzo che faremo. Questo si intitolava Cerume. Sì, ok. Si sentiva, era un po' attuffato. Adesso andremo sul terreno pop classico degli anni 60. Ok, dai. Io farei delle svisature a tema libero sul Jagga Jazz. Sul Jagga Jazz. Ah sì, bello. È pronto? Prego. Signori, io spero che abbiate registrato, perché veramente questo è un momento storico, direi. Un momento storico della storia della musica. Adesso devo andare. Devo andare a trovare Bollani che è a casa da solo e quindi ci andremo a divertire là. Grazie a tutti. Grazie, maestro Fava. Grazie a voi. Attenzione. Sì.
Fantastico, questo è da mettere negli annali. Rita Pavone ascolta la radio e viene colta da malore. Il Jagge. Grazie, veramente se n'è andato Paolo Fava, è scappato. Enrico, grazie per aver accettato di fare. È una grande stima per Paolo, siamo fratelli, d'altronde sono anche fratelli. Sì, abbiamo altre notizie. Dopo aver ascoltato il duetto Rava e Fava, due piccioni si propongono per un trio con Fava. Allora, abbiamo una pubblicità anche. Guarda, è rimasta qui la tromba di Paolo Fava. Una bella tromba, vero Enrico? È bella, un bel colore soprattutto. È rimasta quella della carta, sai, quella dei regali. No, delle maniglie, ma colore delle maniglie di porta, le maniglie di nottone brutte. Vabbè, dopo abbiamo pensato di fare un altro pezzo italiano bello, Enrico. La canzone mi piace proprio, E penso a te. Lì proprio. Pensi a me? E penso a te. Davvero? Allora, prima c'è la pubblicità e poi penso a te. Ehi, sta per uscire il CD di Viva Radio 2 2008! A metà maggio, non so la data esatta e precisa, uscirà il CD di Viva Radio 2 2008 e quest'anno i CD sono 2 al prezzo di 1. Le gag più esileranti di quest'anno e poi quelle degli anni passati, e cioè il CD Classic. Sono bellissimi! Sapete, io che faccio questo spot lo comprerò, e voi? Compratelo! Il nuovo CD di Viva Radio 2 2008! C'è anche il nostro Enrico Cremonesi! 2008! E Baldini! 2008! E il CD di Viva Radio 2 2008! Abbiamo la copertina qui tra le mani la locandina del disco che uscirà, quindi andatela a vedere sul sito www.qualcosa e poi sembra un cantante cubano, www.rosariofiorello.it, lì l'avete messa. Allora andate lì nella sezione, che sezione è? Ma home page, sull'home page, non so manco quello dell'home page. Manco io. È lì sull'orpeggio della. Sull'orpeggio. Allora c'è la foto, sembriamo due. Non lo so, di una serie americana. Io sembro un cantante cubano. Sembri un po' il trombettista Roy Pace. Sembra Roy Pace. Tu sembri un po' Silvan lì, Sì, è un po' silvanato sono un po' silvanato, è vero. È una bella foto, molto smart, diciamo così. Di questo CD ci teniamo molto. Secondo noi anche, abbiamo pensato tutti sta cosa, quando l'abbiamo sentito è il più bello di tutti. Quanti ne abbiamo fatti fino adesso? 7? 6 o 7. 6 o 7? Questo potrebbe essere l'ultimo, sai, perché poi sappiamo che Baldini domani non si sa. Certo, io domani non v'è certezza, come diceva Lucio Dalla. Lorenzo chi lo diceva? Lorenzo Magnifico. Certo. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Esatto. Lo diceva Lorenzo. Sì, esatto. Domani chi vuole essere lieto sia, non v'è certezza. Lui era Lorenzo, non v'è certezza. Certo. Allora, quindi prenotatelo perché potrebbe essere l'ultimo, e tra l'altro c'è in serbo una sorpresa, stiamo vagliando in questi giorni, ma non abbiamo il coraggio di dirlo. Non abbiamo il coraggio perché non abbiamo il coraggio perché poi una volta che lo dici lo devi fare. Dentro un CD mettiamo una banconota da 500 euro. Potrebbe esserci uno spettacolo gratuito in un posto all'aperto di Roma, potrebbe esserci, però non sappiamo perché ci vogliono almeno 80.000-90.000 persone. Se no non si può fare. Un po' grande. Voi verreste a uno spettacolo? Lo facciamo a Fiumicino, sulla pista d'atterraggio. È gratis. No, però è grande, è un posto molto grande. Dipende, stiamo pensando anche alla scommessa. Dai. Va bene, questa la mettiamo qua. Saliamo su. Allora, signori, il nostro Enrico Rava è già pronto sul palcoscenico e avremmo pensato di fare questa canzone E penso a te. Fatemi cenno che io poi. Ok, Cremonesi, tu sai. Enrico Rava, E penso a te. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando.
troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. Questa ce l'abbiamo, quindi il nostro amico che già vende CD Tarocchi è già pronto. È già pronto. Grazie Enrico Rava. Grazie. Bella, Attenzione, il Papa stava ascoltando la radio e se ha sentito noi che parlavamo di uno spettacolo all'aperto ci offre Piazza San Pietro, fatto che Baldini restituisca l'8 per 1000 alla Chiesa cattolica. Magari. Senti, scusate, c'è una notizia, non so se avete letto i giornali sul sindaco Alemanno, che ce l'ha col Festival del Cinema, con George Clooney, mai più americani che fanno le passerelle. Il cinema italiano, il Festival del Cinema deve essere fatto da italiani, non più da americani, dunque basta americani. Basta americani. Ora noi vorremmo sentire un'autorevole voce, no? Sì, forse il più autorevole, diciamo, attualmente, Moretti. Sinistra forte. Vabbè, però sempre Alemanno, grande regista. Contrasto con Alemanno. Totale. Però. Adesso sentiamo, noi chiamiamo Enrico, scusaci, ma dobbiamo chiamare. Conosci Moretti? Sì, so chi è. No, no. Sa chi è? È un tennista. No, fa del cinema. Ho capito. Nanni, quello del Adesso Caimano. sentiamo un po' con questa storia degli americani. Sentiamo, dai, se ci risponde Moretti, se sarà in discordia, ovviamente, con Alemanno. Pronto, Moretti? Sì, pronto. Come sta? Bene? Bene. Allora, cosa ne pensa del fatto che Alemanno non vuole più gli americani? Ma devo dirti, bravo Alemanno. Ma come bravo Alemanno? Bravissimo. Mandiamoli a cagare sti americani. No, perché dici? Ma cosa vengono a fare qua a Roma? Così imparano a non nominarmi agli Oscar questi beduini del cinema. Vabbè, adesso no. George Clooney. No, non faccia Resta queste. a casa a bere il tuo caffè. What else? What else sta cippa? No, non dica queste cose. Ho fatto bene a votare Alemanno. Ma come? Lei ha votato per Alemanno? Ma per chi dovevo votare? Ho fatto campagna elettorale per lui. Giravo in Vespa col megafono. Ah, sì? Con Alemanno e gli zingari se danno. Addirittura faceva gli slogan. Persino ho dedicato un film ad Alemanno. Un film ad Alemanno? Il Caimanno. Ah, certo. Questo è micidiale. Bisognerebbe essere espulsi per una battuta. Sì, infatti, anche chi l'ha scritta. Vabbè.
ora organizzo la nuova festa del cinema. Ah, e cosa proporrà di nuovo per lanciarla? Basta con i divi americani. Apriremo le porte ai bulgari, ai divi boliviani, alle star pakistane, ai registi della Guinea. Una ventata di novità sul cinema. Infatti ne sentivamo la mancanza. Una cosa deve leggere lo so, la cos'è? Dicevo, ne sentivamo la mancanza di questi grandi registi, insomma. Cominceremo con la rassegna sul cinema muto equadoregno. Muto equadoregno. Vabbè. E proietteremo un celebre capolavoro. Qual è questo capolavoro? Il sonno dell'alpaca. L'alpaca. È un piano sequenza di 3 ore e 57 minuti su un'alpaca che dorme appollaiato su una rupe. C'è un giubbotto. È memorabile la scena in cui l'alpaca si alza e riesce a fare la pipì senza inciampare nelle rocce per poi tornare a dormire. Bellissimo questo film. Adesso devo andare, scusate. Devo andare, sto ultimando un documentario sullo sgombero di un campo nuovo. Ah, come l'ha intitolato? Rom, città aperta. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Enrico, una curiosità, Eccolo. Ti appassioni di sport a qualcosa? Ti piace qualcosa? Sì, a me piace molto il football, per esempio. C'è il calcio sarebbe? Sì, beh, io lo dico in inglese. Ti piace? Di che squadra sei? Non avrei idea. A dire così potresti essere juventino. Beh, qualcuno chi ha fatto la spia? No, perché sei venga fuori. No, bianco-nero, nel senso che no, veramente. Beh, non lo so, sei juventino veramente? Ebbene sì. Sì. Brava juventino, complimenti. L'unico neo che ha, infatti. Complimenti che ha fatto un bel campionato, a parte ieri, insomma, la sconfitta ieri, comunque bel campionatino, l'anno prossimo Del Piero, un bel Del Piero quest'anno. A parte ieri, poveraccio. Vogliamo parlare dell'Inter? Vabbè, dai. Vogliamo parlare della Roma? Gli avete fatto il favore, che ha 3 punti? La Roma che ha 3 punti. Gli avete fatto il favore al Milan, dai. Gli avete fatto il favore al Milan. Invece mi dispiace per il Catania, ragazzi. Il Catania che sta andando pericolosamente. Cosa? No, c'è un palermitano dietro a te che dice: ma perché? Perché a me mi spiace il Catania che pericolosamente sta scivolando in via, a parte 2 palermitani seduti qua davanti. Infatti, ieri che ridono. I laziali saranno contenti per lo scherzetto di ieri, quindi abbiamo uno. Qui siamo tutte le. Sì, tutte le squadre. Il più nero di tutti sono io. Perché? La Fiorentina, ha perso ieri. Lo so. Champions League e UEFA in 2 giorni. Certo, veramente preciso. Fantastico. Sì, che devi fare? Non ti volevo espellere. Ah, sì? Un attimo, eccolo qua, che bello sto fischietto. Eccolo. Aiuto. Fra la tromba di prima e il fischio di ora. Che volesti dire la tromba di prima? No, scusa? no, assolutamente. Ci mancherebbe. Ecco. La tua, dicevo. Allora, che è successo? Tony hanno vinto lo scudetto. Allora, quindi Tony, gli italiani, Tony con il Bayern di Monaco, e Cannavaro? Il Real ha vinto. Il Real, vedi? Lo scudetto. Vabbè, e allora? Che ci frega a noi? Uno Real Madrid, l'altro Bayern. È vero. Chi se ne frega? Basta. Tanto, chi vincerà lo scudetto quest'anno? La vogliamo tirare? Chi ne vince? No, ragazzi, l'Inter ormai l'ha vinto lo scudetto. Eccolo. Piombata l'Inter. Piombata. Voglio Signori, dire, l'ha detto il 5 maggio poi vincerà l'Inter, capite? Beh, io mi ricordo un Roma-Lecce. Vi ricordate il Roma-Lecce di la Roma che doveva, il Lecce ormai salvo, vinse 3-2 il Lecce. Come il Siena ormai salvo, Il Siena ha festeggiato l'altro ieri, ieri ha festeggiato la salvezza. Va bene, non dico più niente, rimangio tutto. Niente. Dai. Cancellate quello che ho detto. Cancellatelo, cancellate. Se mi sente Mancini o Balotelli, se per un caso cosa lo vince la Roma, che succede? Mi fanno la festa. Allora siamo in dirittura d'arrivo. Enrico, qualche altro pezzo? Che dici? Proviamo Mike. Io sentirei. Io ti sentirei tutta. Mike anche dopo. Qualche pezzo. La tromba si può suonare a cappella, sì. Solo la tromba. Cosa intendi dire? Un pezzo solo tromba, solo tromba, senza nessuno. È brutto. Ha bisogno di un interlocutore. Per forza? Proprio per forza no, cioè vuol dire, non è che ti ammazzano, però non è il massimo della vita. È vero, ragazzi, questa cosa secondo voi? No, vero, no? Facciamo una cosa, ma Silvio è ancora qui? Silvigno?
Allora facciamo una cosa, Silvio, allora quel ragazzo lì, perdiamo un po' di tempo proprio per prepararci, quel ragazzo lì non è italiano, è brasiliano, si chiama Silvio Dumanigno, Guanigno, non so come si chiama, Silvio, e suona musica. Silvio, hai la tua chitarra? Prendi quella chitarra là, quella chitarra. Allora facciamo un'improvvisazione tra una chitarra brasiliana originale, quello è bello, magari vi volete parlare, vi volete dire due cose, Silvio col maestro Rava, o così partita al volo? Ecco, si incontrano, queste sono belle le cose che nascono così. Silvio, di dove sei? Silvio, di dove Rio. Di Rio, proprio Rio, proprio Rio. Rio Sud o Rio Nord? Io sono Rio Veggio, qua vicino. Si stanno parlando? Sì. Si stanno parlando in lingua, non so. Allora, attenzione, questa è bella sta cosa, attenzione. Beh, sentite già, si stanno accordando su cosa fare. Tu fai questo, io vado di quello. Immagino osteria numero. Dopo tutta sta preparazione. Attenzione, ci siamo, Quando siete pronti? Eccoci. No, ma va benissimo, io ero immerso in questa atmosfera do Brasil. Va bene. È andata così. Nessuno è perfetto. No, non ci mancherebbe. Per noi va bene tutto. Certo, noi siamo. Voi sapete, ma per noi, io vedo questo, per noi è già il massimo che possiamo che abbiamo mai sentito qua. Noi siamo abituati a sentire i propri. E quindi. Allora, siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione. Udite. No, Mike, che giorno è oggi? È lunedì, E lunedì, aspetta, dove sono? Lunedì ci potrebbe anche essere. Beh, se tu dici a Mike, conosci Enrico Rava? L'ho avuto in una mia trasmissione nel 1932. Vabbè, guarda, ci proviamo, Conosci Mike? Sì, Mike, buongiorno, lo conosco. Vai, sentiamo, però non è detto che risponda. Ma lunedì in genere. Il lunedì lui. Sentiamo, ci proviamo, vediamo un po'. Squilla? È staccato, proprio ce l'ha staccato in faccia. Proprio una roba da. Allora, me lo ricordo ancora, io ricordavo, mi ricordo facemmo una trasmissione, era Rava o raddoppia, Riprovate. Tra l'altro oggi sai che non ci sono gli spostati, quelli che vengono. No, c'è Decanter. C'è Decanter. Dove stanno Decanter? Sì, dunque stanno a Parma e al Cibus, che è una fiera che c'è a Parma. Proprio oggi che sono a dieta io. Sì, questo premio è il premio del cantautore. Cioè ricercano tutte canzoni nuove, sai, un tempo c'era Barbera e Champagne, Viva la pappa col pomodoro, tutte canzoni che parlano di cibo, però nuove. Capito? Hanno lanciato questo concorso, il decantautore. Quindi adesso proviamo a sentire, ci collegheremo con loro, gli daremo la linea, ma non prima di dov'era di collegarci, sì, anche perché sempre per questa storia del cinema americano a Roma, queste cose qui, vuole dire la sua un altro attore, l'attore generazionale. Sto parlando di Sasha Muccino. Sì, adesso vediamo. Proviamo a vedere se lo chiamiamo al telefono. No, è qua? Viene qua. Eccolo qua, Muccino. Buongiorno, salve. Ecco.
Diamo il benvenuto a Sasha Muccino. Ciao, come stai? Bene, grazie. Anche sto bene. Bene, sono contento. Molto bene. Allora, da oggi a Roma solo film italiani. Sì, lo sappiamo. Solo film italiani, anzi, solo film dei romani. Sì. Anzi, solo i film degli attori romani di 14 aprile 1982. E con un fratello maggiore che faccia regista. Insomma, un bel entusiasmo. Vedo che l'idea del sindaco di Roma ti piace, insomma. Certo mi piace. Mi piace, mi sto ciclizzando. Ti sai, Ecco, ogni tanto sì, tu traduci le frasi. Organizzando, perché io poi mi arroto. Sì, c'è la zeppa, mille cose, sì. Quindi mi sto ciclizzando. Organizzando. Esatto, ieri sera che gira in Vespa per Roma. Sì. Appena vedo la pubblicità di un film americano copro. Lo copri? Appena vedo la pubblicità di un film americano lo copro. Lo copri? Lo copro, come manifesto pubblicità di un film. Ma tu non hai film in uscita? Lo so, ma io metto davanti al cinema e noleggio i miei DVD. Ah, perfetto. Bentornato, Era un po' che non ti facevi vedere. Grazie. Prego. Grazie. Grazie. Con la E, non con la A. Infatti, in queste settimane sono stato reperibile. Ero impegnato. Per la prima volta ho fatto il doppiatore. Doppiatore tu? E non è stato facile. Non credo sia facile fare il doppiatore. No. Non credo sia sufficiente chiamarsi. Non credo sia sufficiente chiamarsi. Sufficiente chiamarsi. Cognome per fare il doppiatore. Certo, senti, non è da tutti doppiare. È un film interessante quello Bellissimo. che hai doppiato. Bene. Bellissimo, intenso, introspettivo, Sì. con una forte carica emotiva, ricco di dialoghi colti e forbiti. Farcito di parole arcaiche e ricercate. Sì, scusa, ma di che film si tratta? I Teletubbies. Ah, ecco, bene. Ma quali dialoghi ricercati, scusa? Ma i Teletubbies dicono solo 4 parole. Allora, lo so. Sai che è difficile? Cioè? A dire ciao ciao. Solo ciao. Mi incartavo sempre. Torniamo a noi. Sempre. Senti, ti presentiamo sempre come attore generazionale, ma tu ti senti di rappresentare questa generazione? Certo. Di quale generazione? Di tutte. Come di tutte, scusa, perché? Allora, ti spiego. Io ragiono come un quindicenne, mi vesto come un ventenne, ho la faccia di un trentenne, faccio la vita di un quarantenne, mi piacciono i cinquantenni, ho un conto in banca di un sessantenne e parlo come un settantenne. Ecco. Come parli come un settantenne? Senza dentiera. Ecco appunto. Senti, un'altra domanda prima di salutarci per non perdere le buone abitudini. Cos'è per te l'ottimismo? Sei incagliato? No, ci sta pensando, è difficile. Questo è molto difficile. Questo è molto difficile. Codice fiscale. Mi devo concentrare. Concentra. Cos'è per te l'ottimismo? L'ottimismo per me è come Marco Baldini nudo. Ecco, perché? Sai che peggio di così non ti può andare. Bene, grazie a Sasha Muccino. Evviva! Eccoci. Allora siamo giunti alla conclusione. Prima di salutare il maestro Rava, noi chiamiamo chi c'è dopo di noi, chi ci sarà dopo di noi, Decanter. Pure la sigla. Decanter, che possa interessante. Ciao ragazzi, dove state? Tinto, Federico? Pronto? Eccoli, alla grande, collegati. Cibus. Sì, siamo qua, ci sentiamo. Ecco, dove siete esattamente? Siamo al Cibus, 14ª edizione a Parma. A Parma. Ragazzi, oggi mi sono messo proprio a dieta, oggi ho deciso che inizio la mia dieta e ci colleghiamo con voi che ci sarà qualsiasi cosa lì. Che c'è da mangiare? Tante cose, tanti prodotti ti vorremmo portare giù a Roma. Li portate giù? Li portate Sì, giù? guarda, avevamo già pronto 2 forme di parmigiano reggiano Montecoppe di 36 mesi di stagionatura, dell'Ambrusco Maestri Otello millesimato, delle mele della Val di Non Bollino Argento Stravecchie. Ma io ho la terza media, posso mangiarli? Sì. Fiore, senti, c'era anche un produttore noto, infatti ti volevamo portare le mutande sfogliavelo di Giovanni Rana. Ma dai! Ma che buonissime. Vuoi sapere ripieno? C'è anche ripieno, ecco appunto, meglio di no. Ecco, no, il ripieno nella... Scusate, grazie, dammi il cartellino, eccolo qua. Scusate, cartellino rosso pure a voi. Espulsi. Va bene, allora avrete qualche ospite oggi? Sì, ne abbiamo parecchi, stanno arrivando, ad esempio Giovanni Rana verrà sicuramente. Veramente? Sì, c'è, l'abbiamo trovato. Viene con i mezzi anfibi. Poi stiamo cercando Amadori, perché c'è anche lui qui da queste parti. Ma davvero? Sì. Cosa fa Sì. Amadori? Che di nuovo? No, ma non lo sappiamo ancora perché siamo andati a cercare, ma sono fatto talmente l'accordo, sai, Rana e Amadori fanno i tortellini ripieni di pollo. Certo. Arriveranno, sono 2400. Oppure ancora meglio, il pollo con dentro i tortellini. Certo, ancora meglio. Colesterolo a zero. Ma sono Amadori, ragazzi, ve lo ricordate quando lo facevamo anche noi, che sparavamo? C'è Mike in linea? Ma te lo ricordi tu? Attenzione, vedo una cicogna! Sì, che è lo stadio. C'è una cicogna!
Pronto? Pronto? Scusate ragazzi, c'è Sì, forse sì, una telefonata lì. Pronto? Pronto? Шале поздрави узнали, че Желя Фюрело и Бадинио. Dođite na naše lijepo more, sve puno prekrasnih žena. Poznati smo i po vrsnim sportašima. Lijep pozdrav svim slušateljima Radio 2. Ma Cosa si sarà inventato oggi? Pronto? Sì? Hai sentito? No, ma sei Mike, buongiorno! Mike, ma cosa ci hai fatto sentire? La sposa, ieri c'è stato il matrimonio di Nicolò, no? E quella era la sposa. Ari, a Mandana hai sentito, ha detto Baldigno. Baldigno, è vero. Baldigno. Ma ha visto nudo per quello. Baldigno, ma diceva Baldigno e Fiorello a che proposito? Vi ha mandato un saluto dalla grazie. Ma sei stato al matrimonio? Sono appena rientrato. Figlio, e dov'è che si è sposato? Secondo te suo figlio? Si è sposato nell'isola di Palmisana. E dov'è st'isola di Palmisana? È davanti a Spalato. Spalato. Grande cerimonia, caro. Ma... E allora ha voluto mandare, perché sapevo che voi mi avreste chiamato, vi ha invitato ad andare lì a fare una vacanza. Vabbè, ma con piacere, con piacere. Ma senti, ma che rito era? Che religione era? No, la religione è come la nostra, solo che ha dovuto fare prima un corso particolare, eccetera. Comunque è uguale. Niente, comunque è stata una gran bella manifestazione. Sono venuti 200 amici di Nicolò da tutta Italia, anche dall'America. Quanti eravate? Più di 200, Ma avete fatto il taglio della cravatta o sono cose vecchie quelle? No. La telepromozione della cravatta. Ti immagini? No, comunque è stata una gran bella festa. Avete ballato, sì? Figurati, sono venute 2 orchestre. Una tradizionale con i violini, le fisarmoniche, eccetera, e un'altra invece era un famoso disc jockey di Torino. Come l'hai detto bene, Mike? Era un disc jockey di Torino. Sì, Max. Max adesso Lo conosci, Max? Sì, Max di Torino, che fai, scherzi? Era tutta musica. Lo conosci o non lo conosci? Sinceramente no, se mi dici il cognome magari. Non lo so. È uno dei migliori che ci Ma tu hai ballato pure quella musica lì? Sì, certo, ho ballato tutto, fino alle 4 del mattino. Fino alle 4 del mattino, è incredibile. Sì. Senti, è vero che le bomboniere erano delle buste di Rischiatutto, mi hanno detto. Ti pare come sarà? L'anello, quale vuoi? Senti, Mike, ti dovevamo dire una cosa. Tanto auguri a tuo figlio Nicolò, quello che si è sposato, vero? Sì. Allora facciamo tanti auguri a Nicolò, dai, auguri. Adesso diventerai nonno. Sì. Diventerai, tu sei già nonno? Sì. Sei già nonno da mo'. Sì. Quindi, senti, perché lui aveva già avuto un bambino bello, una bambina. Stella e l'altro si chiama Elia. Stella ed Elia. E poi adesso perché ti ho detto Elia, non chiedermi se sono ebreo. No, perché Elia è un nome ebraico. Certo. Però un momento, io devo sempre chiarire che lo stadio di Sant'Elia a Cagliari. Quindi è anche un nome cattolico. Capito? Se nasceva in Brasile lo chiamava Maracanã. Senti Mike, qui c'è una persona che ti vuole salutare, perché oggi abbiamo un ospite che è veramente prestigioso, un signore che fa del jazz, ma di quello vero, e suona la tromba, è famosissimo, si chiama Enrico Rava. Enrico Rava, tutti i giorni lo suono in casa. Ha mandato da 2 dischi. Qualcosa? Ma che dici, Mike? Lo saluto, Mike, sono Enrico Rava, ciao, come stai? Ciao. Hai avuto piacere sentire. Te l'ho mandato. Prego? Sì, tu. Sì, a parte no, me lo sono comprato. Ho capito, vabbè, comunque. Me lo sono comprato e sono stato molto onorato dal fatto che tu mi abbia menzionato nel tuo libro, mi ha fatto un grande piacere. Volevo che tu l'avessi letto. Ma veramente? Sono contentissimo. Sei sempre nella mia mente, perché tu sai che amo il tuo genere. Sì, lo so. Poi so che sei un intenditore, non tutti lo sanno. Quando vieni a Milano? Vengo a Milano fra qualche giorno che devo comprare, devo andare a fare dello shopping. No, vengo a fare dello shopping. Ma che shopping? No, a Milano non so quando suonerò. Perlomeno, non so, fermati a un angolo della strada di Monte Napoleone e suona un pezzettino con la tromba. Sì, metto il cappello per terra, se me lo presta. Veniamo io e Fiorello vestiti da
Però vedi come ci sorprende Mike, incredibile. Conosce bene, l'ha anche menzionato nel libro. Hai suonato al Blue Note, sì. Sì, anche quello di Tokyo, tra l'altro. Sì? Che è il più bello Hai del capito, mondo. Mike? Hai capito? No, al Blue Note è il massimo, migliore, Lo so. molto Sei bello, mai stato tu, Mike, a Blue Note? Figurati, sono cliente fisso, perché lì si mangia anche molto bene, lo sai? Al Blue Note si mangia? No, sì. Molto bene si mangia. Era in prima fila quando suonavo io a Blue Note, Mike, con tutta la famiglia. No, ma io sono venuto una volta che c'eri tu che Sì, mi ricordo. Incredibile, ma pensavamo di farglielo invece. No, ma non vengo solo per i cantanti, anche perché si mangia un ottimo osso buco. Bello. La prossima volta lo mangerò anch'io. Sì, e poi è bello buono. leggero, Mike. Te lo consiglio. Quello col riso. Prima di suonare, perfetto. Ok ragazzi, sono le 3:09, basta che poi la discussione protesta. Va bene Mike, ti salutiamo, grazie. Dobbiamo dare la linea a Decanter, a Cibus. Allora io ringrazierei con un grande applauso, grazie alla disponibilità, il maestro Enrico Rava. Grazie Enrico. Auguri a Nancy di Siracusa che fa 33 anni. Allora io faccio già gli auguri in anticipo a mia sorella che domani fa il compleanno, mia sorella Anna. Domani compie un'età. Ringraziamento a tutti gli autori, i nostri musicisti e l'appuntamento è a questa sera la replica, mi raccomando. E domani a che ora? Alle 7. Chi abbiamo domani ospite? Oggi abbiamo abbiamo Mick Hacknell. Mick Hacknell dei Simply Red domani. Roba seria. Mick Hacknell, conosci qualcosa di Mick Hacknell? Tutto. Che conosci? Dai, allora chiudi con un pezzo di Mick Hacknell. Signori, la chiusura è affidata al maestro Pelosetto per un pezzo di Mick Hacknell. Ciao, a domani! Ciao! Prego! Fava, noi poi salutiamo Giacomino Valenti che è grande fan di Paolo Fava. Basta, Cremonese, avete chiuso.